Presidente del bacino. Il bilancio di esercizio 2024 di Etra SpA, società Benefit, approvato a larghissima maggioranza dai sindaci durante la recente assemblea, evidenzia risultati molto positivi che l'azienda ha ottenuto nel corso del 2024 in termini anzitutto di capacità progettuale e di investimenti per una maggiore sostenibilità del territorio. Etra ha un piano decennale 2024-2033 nel servizio idrico di oltre 700 milioni di euro e di 241 per il servizio ambientale in 15 anni, dal 2023 fino al 2037. Eppure, a volte, complici i social, le polemiche inficiano anche una corretta informazione. Alcuni concetti, alcuni progetti sono complessi, alcuni meccanismi sono difficili da comprendere, non sono di facile interpretazione qualche volta, proprio dei meccanismi tariffari di ARERA, facciamo fatica anche noi a comprenderli, bisogna essere proprio dei veri specialisti. Però ciò non ci esime dal tentare di fare una comunicazione la più comprensibile possibile e che tutti i cittadini possano capire il vero significato di alcune delibere fatte sia dal bacino sia da Etra. Oggi purtroppo c'è anche qualcuno che sulla disinformazione ci campa e lo stiamo vedendo in questi giorni quando, voglio dire, in maniera così, senza andare a proporre alternative, dice meno tasse, più servizi. Quali servizi? Qual è la loro proposta? Qual è il loro progetto politico? Che si facciano avanti. Molti sindaci presenti alla conferenza stampa a testimoniare il supporto e le scelte dei soci di Etra, tra cui Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte e presidente del bacino Brenta per i rifiuti, forte dell'ottenimento della tariffa unica per i rifiuti domestici. Un risultato epocale, un risultato storico che restituisce equità, che fa sì che tutti i cittadini che ottengono lo stesso servizio paghino la stessa cifra e soprattutto con una sensibile riduzione per la stragrande maggioranza dei nostri cittadini della prossima bolletta. Tra i molti progetti, quello relativo alla riduzione perdite si propone di valutare le performance della rete idrica e degli impianti presenti per definire gli interventi necessari per migliorare e ottimizzare i servizi. Importanti investimenti che da sempre sono stati fatti in Etra, ma mai come in questi anni, perché nel 2024 86 milioni, poco più di 86 milioni di euro, 60 milioni sono relativi appunto all'idro, quindi acquedotto e fognatura. Per darvi un'idea abbiamo sostituito 30 km circa di acquedotto vecchio, oltre a farne naturalmente del nuovo, quindi continui investimenti che dal 2019, dove purtroppo Etra era arrivata a un livello minimo di investimenti di circa 20 milioni di euro, oggi finalmente siamo ritornati a quello che i sindaci chiedono.